Migranti a Padova, 13 dei 32 richiedenti asilo ospitati alla palestra della scuola media Falconeto venerdì sono fuggiti in queste ore. Immediate le reazioni delle opposizioni contro l'iniziativa del sindaco Sergio Giordani. Nel pomeriggio intanto l'arrivo dei 38 profughi alla palestra di Feriola a Selvazzano, davanti al cancello lo striscione di protesta dei residenti. A Venezia la polizia rintraccia un trentenne richiedente asilo con precedenti per rapina e spaccio, lo accompagna al centro di prima accoglienza di Gradisca di Sonzo per l'espulsione. Non chiedeteci, il libro di Vannacci fa discutere il cartello sulla vetrina della libreria Ubic di Castelfranco contro il volume dell'ex comandante della Folgore, al centro delle polemiche per le sue frasi su gay, donne e migranti. Devastante incendio ieri sera in zona industriale a Padova, distrutto dalle fiamme un capannone di via Uruguay, deposito di merce proveniente dalla Cina. Imprenditore agricolo truffato, lo avevano convinto a investire 250.000 euro per guadagnare 2 milioni, ma i soldi sono serviti tra l'altro a comprare una Porsche. Continua l'ondata di calore anche in Veneto, Verona da bollino rosso già da oggi, Venezia lo sarà mercoledì, resta puntata l'attenzione sulla Marmolada. Domani alle 15.30 nell'Uomo di Chioggia i funerali di Pierluca Donin, il direttore di Arteven ucciso da un tumore a 61 anni, sarà lutto cittadino. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora una volta l'emergenza migranti in primo piano per questa edizione veneta dei nostri telegiornali. Si sta completando infatti l'arrivo degli 80 stranieri che saranno ospitati in 2 palestre a Padova. Alla scuola media Falconeto in città sono rimasti però in 19, 13 sono fuggiti in queste ore. Immediate le reazioni delle opposizioni contro il sindaco Sergio Giordani. Partiamo da qui. Sono arrivati venerdì, poco dopo le 13, per 3 giorni sono rimasti qui, ma in queste ore dei 32 giovani uomini migranti accolti nella palestra della scuola media Falconetto di Via Dorighello, 13 se ne sono andati, diretti probabilmente verso un altro paese estero. Sono scappati di notte, anche se in realtà sono liberi di farlo. Le persone ospiti di questi mini hub possono muoversi e spostarsi, lasciando la palestra, perdono però ogni copertura, un posto dove dormire e mangiare, e questo è stato loro spiegato dagli operatori della cooperativa. Mentre in queste ore vengono aperte le porte della palestra comunale di Feriola a Selvazzano, la fuga dei 13 migranti diventa un caso politico. Parte il battagliero sindaco leghista di Noventa Padovana. Se devo guardare il lato positivo, si sono liberati altri 13 posti per chi ha intenzione di portarli un'altra volta. E comunque abbiamo altri 13 cittadini in più in provincia di Padova che sappiamo che non vivranno sicuramente di un posto fisso, ma possiamo immaginare di cosa vivranno, e questo è il magnifico risultato di un'accoglienza buonista falsa che crea solo problemi, ma lo sapevamo, non c'era possibilità di scampo da questa soluzione qua. Evidentemente hanno talmente apprezzato la tendopoli nella palestra che hanno deciso di cambiare aria. Gli fa eco il consigliere comunale di Padova di Fratelli d'Italia, Enrico Turrin. Evidentemente Padova non è organizzata per ospitare queste persone. Quelli che sono arrivati vanno velocemente identificati, chi ha diritto di rimanere perché profugo seguirà l'iter necessario e tutti gli altri vanno rimpatriati il più presto. Le minoranze chiedono al sindaco la convocazione di un consiglio comunale. La Lega, da Sergio Giordani, che è anche presidente della provincia, pretende un chiarimento nel nome del patto stretto prima delle elezioni. Nel frattempo, sul muro di fronte alla scuola media Falconetto, qualcuno ha espresso il suo pensiero a colpi di bomboletta spray. Welcome refugees. Subito a Feriole di Selvazzano dentro con la nostra Chiara Gaiani, perché sono arrivati proprio in questi minuti i migranti. Aggiornaci Chiara, buonasera. Buonasera. Siamo di nuovo collegati dalla palestra di Feriole di Selvazzano Dentro, dalla palestra comunale. Il pullman con 34 migranti a bordo sta proprio per lasciare il parcheggio. Sono arrivati verso le 18, sono scesi 34 uomini di varie età, non solo giovani, anche abbiamo visto qualche cinquantenne.
Si tratta di persone che sono arrivate da Agrigento, da dove sono partite ieri sera verso le 20 dopo aver fatto tappa intorno alle 5 a Marghera per una prima identificazione, sono state accompagnate qui. Qui saranno seguiti dagli operatori della Croce Rossa che erano già qui al nostro arrivo, è già pronto il pasto per la sera, e poi dagli operatori della cooperativa Nuovi Orizzonti. Una sistemazione provvisoria all'interno di questa palestra comunale che dovrebbe durare al massimo 3 settimane, non solo persone contrarie al loro arrivo ma anche alcuni cittadini che hanno apposto uno striscione con il benvenuto scritto in varie lingue. Ecco, con questa seconda giornata d'arrivo dovrebbe essere completata la prima fase degli arrivi a Padova. Ricordiamo, in totale erano previsti circa un'ottantina di persone. Nella palestra della scuola media di Falconetto a Padova ne sono rimasti solo 19, qui per il momento sono 34. Ecco, io ringrazio per la collaborazione tecnica Francesco Rattai e da Feriole di Selvazzano Dentro restituisco la linea allo studio. Chiara, grazie davvero a te e Francesco. Questa mattina all'arrivo dei migranti che avete visto la protesta dei residenti. Voi siete qui per protestare, questa accoglienza così non si fa? Sì, no, perché vede, un'accoglienza di questo tipo, quando deve essere fatta, deve essere condivisa, deve essere verificata, deve essere, cioè capire bene chi arriva, quanti arrivano, in che struttura. Accoglienze di questo tipo non va bene. Quando arrivano delle persone, diciamo con le esperienze che hanno, metterle qui in numero consistente dove manca un po' di tutto, voglio vedere cosa succede. Sono arrivati e hanno srotolato uno striscione, no a questa forma di accoglienza. A farlo i residenti di Selvazzano Dentro, preoccupati per l'arrivo dei migranti in questa palestra. È ovvio che, lo vedete anche voi, questo diventa un piccolo campo di concentramento, perché non c'è spazio al di là di questa piccola area appunto contigua al nido. Non c'è spazio per niente, insomma, se non per fare 2 passi dentro la palestra. Non so quanto sarà la temperatura e come possano rimanere a tempo indeterminato delle persone che avranno poi diritto di integrarsi in altri tempi, in altri modi. Stiamo parlando di 40 persone, cioè un conto è che vengano un'ora per vedere una partitina e un conto è che poi devono essere stivate, come si può dire, perché visto che il luogo è piccolo, non so in che condizioni o cosa penseranno, come stanno. L'asilo nido è subito qui a fianco e la mattina ci sono mamme e bambini piccoli, oltre che piccolissimi anche i piccoli fratellini eccetera. Sì, c'è della preoccupazione sicuramente da padre e da cittadino. Sul cancello della palestra era comparso questo cartello di benvenuto scritto in varie lingue, ma non tutti la pensano così in questa frazione a ridosso dei Colli Euganei e ai confini con Teolo. Una preoccupazione che aumenta per la presenza a reggere il comune di un commissario prefettizio dopo la caduta della giunta guidata da Giovanna Rossi. Sicuramente l'attenzione sarà massima, quindi chiediamo appunto, come c'è stato appunto appena detto, che questa sia una misura estremamente provvisoria. Nel veneziano un richiedente asilo è stato fermato per spaccio e rapina, sarà espulso. Per la prima volta a Venezia infatti è stato applicato il decreto Cutro. La polizia ha accompagnato presso il CPR di Gradisca di Sonzo per la successiva espulsione un 30enne richiedente asilo con a carico numerosi precedenti penali, tra cui spaccio di stupefacenti e rapine. Durante una rapina aveva anche ferito una vittima al braccio, mentre in un secondo caso spintonato a terra un turista dopo averlo derubato. Si è trattato della prima applicazione a Venezia del decreto Cutro, come spiega il questore. Si tratta di una nuova normativa che consente la possibilità di accompagnare ai CPR i soggetti la cui richiesta di asilo è sottoposta alla valutazione di uno Stato estero, che esprimano una pericolosità sociale
particolarmente elevata e il pericolo di fuga. Di fronte a questi presupposti è possibile ricorrere a questo strumento normativo la cui corretta applicazione è stata poi confermata dal Tribunale di Trieste. Per il trentenne, secondo la procedura a Dublino, era stata decisa la competenza dell'Austria per l'esame dell'istanza di protezione internazionale, paese che finora non aveva mai raggiunto. Tra gennaio e luglio 2022 erano state effettuate 4 espulsioni con accompagnamento e 30 trattenimenti presso i CPR. Nello stesso periodo di quest'anno sono stati registrati 11 accompagnamenti e 45 trattenimenti. Noi cerchiamo di dare contenuto a questo strumento dal punto di vista appunto della sicurezza e dell'ordine pubblico, cercando di abbinarlo con un'attività preventiva di natura investigativa per individuare in particolare i soggetti la cui pericolosità sociale esprime evidentemente un livello di rischio particolarmente elevato con riferimento alla sicurezza e all'ordine pubblico del territorio. E c'è un dramma da registrare, un giovane afghano è morto oggi investito da un treno a Verona, a poca distanza dalla stazione di Portanuova. Secondo quanto si è appreso, la vittima stava camminando lungo i binari assieme a un altro immigrato quando è stata travolta da un treno. L'uomo è morto all'istante. È possibile che i 2 profughi possano essere scesi da un treno per poi mettersi in cammino lungo i binari. Voltiamo pagina, andiamo a Castelfranco per una polemica nazionale che ha risvolti locali. Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci. È il cartello apparso sulle vetrine della libreria Ubic a Castelfranco Veneto con la copertina del libro rovesciata a fianco. Un cartello con il quale si informa che non è disponibile il volume Il mondo al contrario, scritto e prodotto dall'ex comandante della Folgore, il generale Roberto Vannacci, diventato un caso politico in questi giorni per le sue frasi su gay, migranti e donne. Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei perché non potrei mai chiedere alla mia dipendente di colore o al mio collega omosessuale di seguire un cliente che chieda un libro in cui si dica che loro sono persone contro natura, ha detto la titolare Clara Abatangelo. La libraia, che guida un sistema di 12 dipendenti, riferisce anche di aver ricevuto in passato visite di militanti di estrema destra, per lo più del Veneto Fronte Skinhead, contrari alla sua scelta di allestire vetrine dedicate al mondo degli affetti arcobaleno, e di aver visto lo scaffale dei biglietti augurali buttato all'aria solo perché alcuni di essi erano destinati ai legami amorosi tra coppie omosessuali. Così dunque a Castelfranco Veneto. E noi per la cronaca ritorniamo a Padova. Dobbiamo raccontarvi di un incendio devastante. L'allarme è stato dato verso le 9 di domenica sera. Da quel momento i vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere il rogo che ha avvolto questo capannone in via Uruguay nella zona industriale di Padova. Un lavoro che si è protratto fino al pomeriggio di oggi. L'incendio è stato segnalato poco dopo le 21 e ha riguardato circa 1900 metri quadrati di capannone suddiviso in vari ambienti, in vari, diciamo così, spazi, con delle pareti che non arrivavano al soffitto e chiuse subaffittate con, diciamo così, una serie di subaffitti a cascata. La colonna di fumo nero era visibile da chilometri di distanza. Sul posto più di 10 squadre provenienti da tutta la provincia e da Treviso, 22 i pompieri coinvolti che hanno cercato di circoscrivere al capannone l'incendio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento è valso di limitare l'incendio solo a questo capannone e di fatto i 2 capannoni limitrofi sono stati risparmiati alle fiamme. Intervenuti sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la polizia locale, la polizia di Stato e i carabinieri. La mancanza di vento ha permesso al fumo di salire molto in alto e di disperdersi uniformemente. Non ci sono al momento evidenze di pericolo per la popolazione. L'assessore Ragona, giunto sul posto però, in via precauzionale ieri sera ha invitato i cittadini a chiudere le finestre. Non ci sono al momento ancora ipotesi sulla natura dell'incendio. Gli inquirenti non escludono nessuna pista.
Il capannone, di proprietà cinese, era utilizzato come magazzino anche per le spedizioni. L'incendio ha prodotto il collasso del tetto e quindi il contenuto è stato in buona parte distrutto. Mi è stato riferito che c'era dall'alimentare al prodotti per, diciamo così, materiale plastico per uso domestico, diciamo tutti quei materiali di basso costo che troviamo nelle attività, ecco, di questo tipo di negozi. Raggirano un imprenditore agricolo padovano in difficoltà promettendo un guadagno milionario. 4 i denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso, tra questi anche un avvocato trevigiano. La promessa di un guadagno di 2 milioni di euro a fronte di un investimento di 250.000 che per l'imprenditore agricolo padovano in difficoltà economica significava garanzia di tranquillità. È stata questa l'esca della truffa architettata da un avvocato trevigiano. Grazie agli accertamenti bancari abbiamo scoperto invece che il legale trevigiano non ha utilizzato l'ammontare dell'investimento ottenuto dalla vittima per investirlo nel mercato mobiliare, ma lo ha impiegato in parte per dividerlo con gli altri indagati, in parte per comprare un'autovettura di lusso e in parte ancora per emettere ulteriori assegni circolari. C'era anche una Porsche, infatti, tra gli acquisti effettuati dal truffatore con il denaro dell'imprenditore agricolo. Truffa in cui è incappato dopo aver confidato ad un commerciante di bestiame altoatesino la sua condizione di difficoltà e questo lo ha invitato a rivolgersi a un avvocato trevigiano esperto nel settore bancario e finanziario. Il legale a questo punto, facendo sponda su due complici, due consulenti finanziari attivi nel Lazio, ha proposto la sottoscrizione di una operazione cosiddetta di finanza strutturata. Operazione che consisteva nell'investimento di 250.000 euro pagati dall'imprenditore con assegni circolari in tranche da 50.000 euro, che in poco tempo avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro. L'avvocato trevigiano, con la complicità di 2 consulenti finanziari, ha raggirato l'imprenditore facendogli credere che l'investimento era riservato a pochi eletti. A seguito della denuncia dell'imprenditore alle fiamme gialle, il GIP di Treviso ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato, pari a 250.000 euro, rinvenuti principalmente sui conti correnti del legale. Tutti e 4 sono stati denunciati. Parliamo adesso di carenza di operatori sociosanitari nelle case di riposo, i cosiddetti OS, perché scontro politico in Veneto sulla possibilità di recuperare i corsisti già bocciati, una possibilità introdotta dalla giunta regionale, una seconda chance, dicono da Palazzo Balbi, una scelta disperata invece per la minoranza. È una scelta disperata, direi, nel senso che l'assenza di personale nelle RSA è una cosa che conosciamo ormai da molti anni e l'amministrazione regionale non ha mai affrontato la cosa con pragmatismo e con la capacità programmatoria che serviva. Una corsa ai ripari definita addirittura disperata che non risolve il problema. Così l'opposizione in Consiglio regionale valuta la scelta della Giunta di recuperare gli studenti già bocciati nei corsi per operatore sociosanitario nelle 351 case di riposo venete. D'altronde ne mancano all'appello circa 3.500, mediamente poco più di 9 a struttura. In pratica, anziché dover ripetere l'intero ciclo di lezioni come è successo fino ad oggi, gli OS potranno partecipare a una sessione di recupero per rifare l'esame, un modo per accorciare di almeno un anno i tempi di reclutamento del personale. Per la minoranza però bisogna agire a monte sulla stessa programmazione dei corsi. I corsi sono fatti a sequenze rigide e non è stato coinvolto il settore privato nel fare i corsi in maniera adeguata e questo ha portato a questa macroscopica mancanza di personale. Da Palazzo Balbi l'assessore Manuela Lanzarina ha ribadito la linea: non si va a incidere sulla qualità del personale, si tratta piuttosto di una seconda chance per chi il giorno dell'esame non ce l'ha fatta per una ragione o per l'altra. Il dibattito è aperto, ma il problema di fondo rimane. Non si può che biasimare questo atteggiamento
consapevoli però che la situazione è veramente, veramente allo stremo e ci sono delle strutture che stanno pensando addirittura di chiudere perché non hanno personale sufficiente. Questa è una situazione di emergenza reale di fronte a un bisogno che sta crescendo in maniera veramente rapidissima. Ed è allarme ondate di calore anche in Veneto, lo indica il bollettino del Ministero della Salute basato sui dati relativi a 27 città. Fin da oggi è segnalata in bollino rosso Verona, Venezia passerà dal bollino arancione attuale a quello rosso mercoledì. Le ondate di calore, precisa il bollettino, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi di elevata umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Ma il caldo record si fa sentire anche in quota. C'è il caso estremo della Marmolada, dove si può parlare ufficialmente di anomalia termica. Io direi che si monterà una situazione con un promontorio molto dinamico, quindi fase anticiclonica, con un'anomalia termica più accentuata in alta quota. Abbiamo proprio un duomo di aria calda legata alla struttura anticiclonica con lo zero termico che oggi andrà a superare i 5.000 metri. Il dettaglio scientifico di ciò che sta accadendo in queste ore in quota a causa della nuova ondata di caldo eccezionale in montagna lo spiega il noto fisico e meteorologo dell'Ufficio Meteorologia del Centro Valanghe di Arabba, Robert Luciani Thierry, il professionista che nel 2018 previde la tempesta Vaia. Luciani parla di un duomo di aria calda per rendere visivamente più efficace il promontorio di aria calda piazzato sulle Dolomiti. L'apice della quota dello zero termico dovrebbe verificarsi nella libera atmosfera fra stasera e domani mattina attorno ai 5.050-5.100 metri di quota. E questo ovviamente avrà degli effetti sull'andamento termico in vetta alla Marmolana. 13,2 i gradi rilevati sabato a Punta Penia, ieri sfiorati i 14 gradi ed è ipotizzabile che sia oggi che domani in vetta alla Marmolada il termometro segnerà 15 gradi e a distanza di un anno dal tragico distacco del seracco del ghiacciaio che travolse e uccise 11 alpinisti, la regina delle Dolomiti è osservata speciale anche se al momento dalla Protezione Civile trentina non sono stati presi in considerazione divieti nell'area sul versante nord, pur se agli escursionisti viene raccomandata la massima attenzione. L'anomalia dello zero termico potrà durare al massimo fino a mercoledì. Dire che è un record storico non glielo so dire, in quanto la stazione che fornisce i dati in questo momento ha una anzianità minore di 2 anni, quindi sulla base del funzionamento di una stazione in vetta alla Marmolada da 2 anni a questa parte è difficile dire se ha già fatto così caldo o meno. Al momento, come conferma il direttore dell'ARPAV di Arabba, Gianni Marigo, la stazione meteo dell'ARPAV sulla Marmolada è fuori uso da qualche settimana perché colpita da un fulmine. Le temperature ufficiali sono perciò quelle rilevate dalla stazione meteo dell'Associazione Triveneto. Questa situazione dovrebbe mantenersi, direi, fino almeno a venerdì, se non fino al prossimo weekend, pur avendo una leggera flessione delle temperature da mercoledì in poi. Questo in quota più che a valle. A valle conserveremo questo cuscinetto di aria molto molto calda e l'ondata di caldo dovrebbe perdurare almeno fino a domenica. Si svolgeranno domani alle 15:30 in Duomo a Chioggia i funerali di Pierluca Donin, protagonista e innovatore del mondo teatrale veneto, morto sabato all'età di 61 anni. Il sindaco Mauro Armelao ha proclamato il lutto cittadino. Messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa a causa di un tumore molto aggressivo giungono alla famiglia da tutta Italia. Donin è stato attore, regista, autore e organizzatore di spettacoli e rassegne. Molti lo ricordano in questa veste per il suo incarico di direttore negli ultimi 30 anni del circuito regionale teatrale Arteven e più di recente dal dicembre 2019 presidente di Arti, associazione reti teatrali italiane che riunisce 14 circuiti regionali che operano nei settori di teatro, musica, danza e circo. Donin si era laureato a Ca' Foscari e nella stessa università aveva lavorato come professore a contratto con il corso Industria dello spettacolo presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Domani quindi il giorno del lutto
soprattutto a Chioggia. È tutto per questa edizione regionale, vi lascio al meteo, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'intensa ondata di caldo entra nel vivo e raggiunge il suo apice. La canicola dell'anticiclone africano è destinata a durare ancora diversi giorni. Il dettaglio di martedì 22 agosto. Sul Veneto in questa giornata il bel tempo sarà prevalente, come vediamo dalla grafica. Infatti sarà soleggiato con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima bollente e afoso con valori fino a 8-10 gradi sopra alla media stagionale, minime tra 18 e 26 gradi, temperature massime con punte di 37 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso di pomeriggio sui monti. Le temperature anche in questo caso rimarranno molto elevate, minime tra 21 e 24 gradi, massime sui 34-36 gradi, valori eccezionali anche in quota. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole con qualche addensamento pomeridiano in genere innocuo. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 35-38 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.